Ci sono 500 chilometri di vie navigabili in Veneto, una risorsa per l'Italia, eppure il sistema idroviario nel nostro paese viene sfruttato solo allo 0,1% per il volume delle merci trasportate, anche se dal 2015 si è registrato un incremento del 160%. La principale idrovia in Veneto è l'asta navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante e proprio dall'analisi della filiera estesa che la riguarda emerge uno studio che ne evidenzia il potenziale di sviluppo economico. Un rapporto redatto da European House Ambrosetti per Confindustria Veneto Est e Confindustria Mantova. Se guardiamo i numeri ad oggi stiamo parlando di circa 500 milioni di euro di valore aggiunto, considerando anche il pro quota dei settori attivati, ma se riuscissimo a sprigionare quegli investimenti necessari a superare i vincoli normativi e infrastrutturali ad oggi esistenti, raggiungeremmo circa 1,4 miliardi di valore aggiunto entro il 2030. Questo certamente è anche molto coerente con le politiche di decarbonizzazione che l'Unione Europea appunto ci chiede, perché è una modalità di trasporto che ha minori appunto emissioni di CO2 e può dare un contributo importante anche alla transizione sostenibile del comparto. Sono 40 milioni di euro finanziati dalla Regione per risolvere i cosiddetti colli di bottiglia, ossia la ridotta altezza dei ponti che inibiscono il transito delle imbarcazioni di classe quinta. Come Regione Veneto stiamo investendo molto sull'eliminazione dei colli di bottiglia dal ponte di Arquapolesine, piuttosto che Trecenta, piuttosto che il famoso ponte ferroviario di Rosolina. Ci crediamo molto, ma è anche giusto pensare in futuro a quali saranno le politiche corrette e strategiche per poter incentivare il trasporto fluviale. Realizzare un'opera pubblica non è un processo così semplice come può accadere per un intervento di edilizia privata, in quanto abbiamo un processo di approvazione dei progetti che ha dei tempi abbastanza importanti, soprattutto vista la complessità degli enti competenti ad esprimere il proprio parere. Il focus di oggi è proprio questo, andare a capire cosa serve e cosa si può ottenere dalle risorse messe a terra per avere un sistema idroviario più favorevole al nostro territorio. La prospettiva, dopo Mantova e Cremona, è di arrivare, risolti i colli di bottiglia, all'interporto di Milano. Diventa una nuova autostrada, pensiamo anche solo a far transitare tutti i mezzi, i carichi eccezionali tramite via acqua, vuol dire togliere molti camion dalla strada, parliamo tanto di ambiente e questo sicuramente è la via che ci chiede anche l'Europa. Quali i tempi per questi interventi? I tempi sono abbastanza rapidi, è evidente che io quando parlo di rapidi, quando si tratta di fare operazioni come queste, si parla sempre di anni. L'idea che noi abbiamo è quella di cercare anche in interlocuzioni con la Commissione Europea di cercare di far capire come il nostro sistema deve essere un sistema multimodale e quindi anche il tema delle vie d'acqua interne diventa importante.